Carissimi, sono qua ancora, sono Tony, a Treviso. Stiamo bene? Dai. Qua parliamo della sindrome di Cenerentola. È una favola che tutti conosciamo, no? È qui a questa povera Tosetta che muore suo papà. Però papà prima di morire si è sposato con una donna non tanto buona, non tanto giusta, che aveva due fioi. E ora sta Tosetta cosa fa? Non è che va da sua matrigna e che dice: Vara, non andiamo tanto d'accordo, siamo mentalità un poco differenti, facciamo una roba. Metà di casa è mia, metà di casa è tua, facciamo una bella robetta, dividiamo e dopo si vedrà. Ma no, ma non sei metà, sei un quarto, sei tre quarti. Vabbè, dividiamo, andiamo dagli avvocati, che sono i giudici che decide. Veniamo a casa, facciamo le parti, tanto mi contento di poco perché mi piace lavorare, se qui è la mia natura. Per cui io voglio stare per conto mio, bella, serena, tranquilla, con i miei bei topolini e i maetti che mi vanno tutti bene. Con voi altri non mi sento proprio che roba funziona. E ora cosa succede invece? Non fa così, no? E che ha un animo gentile, è tutta buona, tutta servizievole, che vuole bene a tutti, che pensa di ottenere il meglio da tutte le persone. Non è che pensa al male, e pensa sempre al bene, sempre al bene. È pericoloso questo discorso. E cosa fa? Ea non fa così e resta sulla stessa casa di suo papà, dove però conta sempre manco. E ogni dì che passa Ea diventa sempre più schiava di questo, di quest'altra, e corri di qua, e Cenerentola. E fiove, e sorreastre della Cenerentola, fa il bello cattivo tempo e a tiraneggia in tutti i modi, a tratta mai, a mortificano. E questo, la favola conosci tutti quanti. E ora mi viene da pensare, ma cara Cenerentola Bea, ma ti si deve voler che bene a queste persone qua? Perché ti fai così? Ti dici, perché mi sono un animo gentile, l'amore è quello che mi spinge, quindi mi spero che queste qua cambino questa matrigna, queste sorelle, che dopo andiamo tutte d'accordo. Sì, Bea, ma ti si deve voler che bene? Veramente? Perché non te vuoi difendere te stessa. Va bene, dopo parleremo di questo. Ma pensi tu veramente che ti si deve voler che bene? Un padre, una madre che si comportasse così con i suoi figli, come coi ore, ti diresti che si comporta bene o ti diresti che si deve viziarli i suoi figli, che si deve rovinarli i suoi figli, permettendo di comportarsi male tutto il dì, andando a tappare i buchi che Iori fa, nettando dove Iori sporca. Ti si deve aiutarle o ti si deve fare il gioco del male, che Iori diventa ti lo vedi subito, e si deve diventare più buone o più cattive, perché se ti si deve comportarti bene dovrebbe diventare più buone, ma se diventa più cattive qualcosa non quadra nel tuo sistema. Punto numero 1. Quindi, cara Cenerentola, e questo vale per tutti noi, che siamo tutti Cenerentola, tutti quanti noi altri se siamo trovati in certe situazioni in cui non siamo stati buoni a vedere bene, chiaro, cosa che sia giusto e far quello. Ma abbiamo fatto altre robe e molto spesso il sentimento è quello del finto bene, del finto quieto vivere, del finto andiamo d'accordo, che non andiamo d'accordo invece, non è vero che andiamo d'accordo. E ora, carissimi amici e amiche, bisogna svegliarsi fuori e rendersi conto che questo qua non è bene
non si bene per noi altri, non si bene anche per quest'altro. Quindi, prima di tutto, chiamiamo le robe col suo nome. Buonismo forse potrebbe essere una parola, oppure tentare di andare d'accordo quando che sia impossibile andare d'accordo. Non funziona, bisogna dire robe chiare e aiutare sì l'altra persona, ma aiutarla veramente, non viziarla. Quindi se per aiutarla veramente, cara Cenerentola, tu facessi una cosa diversa, e cioè andassi dall'avvocato e ti facessi un poco rispettare, ti faresti tanto di più l'interesse dest'altre, allora sì li aiuteresti, perché si renderia conto che non ti sia associava. No, non va bene così. Primo. Secondo, ti va a difenderti. Perché? Per quel che ti gatti, sei anche tuo papà che ti va a lasciare. Tuo papà sarebbe contento? Sarebbe contento che ti te lasci portare via tutto da st'altre? Che noi ha faticare, noi ha lavorare per preparare quella casa, quell'eredità. Guardiamo dentro noi altri siamo debitori ai nostri genitori, prima di tutto, ai nostri antenati, alla terra, a tutti gli animali, a tutte le piante, alle nubi, al cielo, a tutto. Tutto quanto questo che c'è intorno a noi altri, è tutto quante energie che ci pompano, che ci danno la forza, ci danno la vita per vivere. E come fare a restituire in qualche modo, a essere fedeli a questo regalo che ne fa? Essendo giusti, comportandosi bene. Cioè, questa energia è preziosa. Questa vite, no, non riuscite a vederla, ma tutte queste piante ci danno la forza, ci danno l'ossigeno, ci danno la vita, ci danno il cibo. Ma è uno scambio e noi altri dobbiamo trasmettere che la loro energia l'abbiamo usata bene, non l'abbiamo sperperata. Questo è importante. Per questo dico attenzione, perché molto spesso noi altri facciamo a parte del Cenerentola su certi rapporti affettivi, su certi lavori, con magari il vicino di casa, con gli extracomunitari, con altre situazioni. Stiamo attenti, perché il bene ci dice di fare il bene, e il bene vuol dire fare il bene anche coi governi. Noi anzi saressimo portati a far così, ma sì dai, no, anche a te si devono viziare i governanti, perché se ti non ti fai capire al governante che non ti accetti certe corruzioni, certi sistemi sbagliati, con dei sistemi chiari, bisogna che sia un messaggio inequivocabile, non ha essere che possibilità di fraintendimenti, e io resi giustificare e continuare a fare i parassiti, perché questa è la fine, qua siamo devo parlare dei parassiti, qualunque essi sia, che sia il figlio, il genitore, o che sia l'amico, o che sia il datore di lavoro, o che sia il governante, o che sia... non importa di chi siamo devo parlare sempre della stessa persona, dello stesso ruolo, è il parassita, è quello che si approfitta della situazione, tiranneggiandosi, facendoci dei danni, e lui non migliora, perché questo è il punto, no? E ora, come dobbiamo fare? Un po' bisogna che lo capiamo. Qua è semplice. Femo come i vecchi che educava i fioi. Te ga a capire, se te ga a sbagliare, bisogna che te lo dico, bisogna che te lo capisci. Coi buoni o coi cattivi bisogna che te lo capisci. È il mio compito, è il mio dovere preciso insegnarti. Dopo, se io vedo che ti non ti sei sotto la mia responsabilità, non ti sei mio figlio, non ti sei una persona che è sotto il mio diretto influsso, ma ti sei un estraneo, ti sei un meccanico che mi ha fatto un danno sulla macchina, oppure ti sei uno che mi dovevi fare un lavoro, non me l'hai fatto, mi hai fatto perdere 100.000 euro. Non importa, mi te lo faccio capire. Dopo mi ritiro. Quindi noi ti vediamo che così come i soliti tre, no? Abbiamo detto tante di che volte, sono sempre tre. Così, un estremo di qua, un estremo di là, i famosi Tai Chi Tu,
estrema polarità simbolo. Il simbolo, quello che dice del Tao, che non è il Tao, ma si chiama Tai Chi Tu. Tai Chi Tu cosa dice? Che sì, un estremo e un altro estremo. Ma la virtù sta nel mezzo. Gli antichi, come dicevano, in medio stat virtus, che vuol dire bisogna stare nel mezzo, perché è nel mezzo che siamo nell'equilibrio, perché partecipiamo di tutte e due le nature, non soltanto di una o dell'altra, ma di tutte e due, e sappiamo il meglio di tutte e due. Quali sono i tre qua in questa situazione qua? Vi lo dico subito. Da un lato che c'è il parassita, e se voglio parlare del rapporto tra parassita e ospite. Da un lato che c'è il parassita prova a vedere se riesce a ciucciare facendo danni senza dare niente in cambio. Come si comportiamo? Che c'è tre possibilità. Da un lato subimo tutto, e questa è la sindrome del Cenerentola, qua che siamo tornati al discorso. Subimo tutto, aspettiamo che arriva a fatta Turchia, dopo arriva il principe che va a liberarsi. No, tu sai, è un sistema fuori dall'equilibrio, non funziona, non siamo di aiutare noi altri e non siamo di neanche aiutare il parassita che smette di fare il parassita. Dall'altro lato invece cosa che c'è? Che c'è quello che stermina il parassita. Quindi si sente autorizzati, dice no, mi te stermino, perché oramai te me rotto talmente tanto che adesso basta, tiro fuori il male. E questo è il gioco del male, no? Il male vuole i parassiti, allora vuole la violenza, vuole la guerra, l'uccisione. E allora cosa fa? Lui, una parte degli esseri umani li convince che bisogna che siano parassiti cattivi che vanno in giro a far danni. St'altri li convince a subire. Perché? Perché come dicevano gli antichi, eccesso di yin porta a eccesso di yang e poi eccesso di yang porta a eccesso di yin. È tutto un gioco. Ma questo gioco potremmo fermarlo nel mezzo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire noi altri eccesso di non difendersi diventa assassinio, omicidio, te stermino. Nel mezzo cosa che... E poi l'eccesso di altri, mi sento in colpa e ritorno a subire tutto. E andiamo avanti con questa specie di in giostra. Altro giro in giostra. Sì, ma giostra dove... E te c'ha più un sacco di legnare. Però, se siamo stufi di legnare, che sia la soluzione? La soluzione è sta in mezzo. In mezzo vuol dire non me lascio trattare mai. Non faccio Cenerentola, ma non faccio neanche quello che va a sterminare la gente. No. Un saggio diceva l'agnello bene armato. Benjamin Franklin, padre della Costituzione americana. Cosa diceva lui? Lui diceva: che cos'è la democrazia? Due lupi e un agnello che votano su chi? Su cosa si mangia per cena. Cosa si mangia per cena? Due lupi e mangia l'agnello, no? Cos'è la libertà? È un agnello bene armato che contesta il voto. Che dice, mi dispiace dei vostri sistemi, i vostri leggi, i vostri... ma a me non mi faccio mangiare. Sono armato. Attenti, se voi state là, mi sto qua, siamo tutti contenti, ma se tu mi vieni ad attaccare, sappi che sono armato e ti faccio secco. Capite la differenza? È completamente diverso. Non attacco, non so un attaccabriga, non sono uno che vado a litigare, che do fastidio, che rubo, che uccido, che faccio danni. No, non parlo mai, no, me ne sto sul mio. Ma mi difendo. Questo sì, secondo me, è il mezzo. E se l'anti stiamo nel mezzo, tosati, non sbagliamo mai, fidei. Per questo mi dispiace per Biancaneve, per Cenerentola, perché tutto va bene, però farsi trattare così una vita intera non conviene. E se no voi potremmo fare un altro discorso allora. Giremo a favola su quest'altro modo. A Cenerentola, quando è che finalmente cambia la sua vita? Quando arriva la fata turchina. E ora? La fata turchina cosa c'è nel nostro discorso?
questa coscienza di capire che bisogna difendersi. Bisogna difendersi senza attaccare nessuno, capendo e perdonando tutti, ma io ti perdono, però mi difendo. Perché è giusto così per me, è giusto così per te, perché anche tu devi capire che il tuo comportamento è sbagliato, e se io subisco sempre non capirai mai. Tosati, sono stanca ma sa lungo, mi vi saluto tanto e cari Cenerentole da un'altra Cenerentola, svegliamoci fra lei, bisogna che sorelle e fra lei, bisogna che si svegliamo perché qua se no e sembra sai e si diverte anche a stare. Mi raccomando, radicio forever.